Mare e montagna, locali in città, nel fine settimana si sono moltiplicate le scene di assembramenti. Il governatore Zaia si appella ai più giovani, bisogna continuare a fare attenzione. Presentate le nuove linee guida per le case di riposo, le strutture sociosanitarie, semplificati l'accesso dei familiari e regolata la presa in carico di nuovi ospiti. Elezioni regionali, centrodestra unito, accordo tra i leader nazionali Salvini, Meloni, Berlusconi. In Veneto tutti compatti con Zaia. Sono stabili le condizioni di Zanardi, ma i medici mantengono la sedazione. Intanto 90 Padovana, dove abita, sta preparando un grande striscione per incoraggiarlo. Un razzo da barca scoppia tra i rifiuti e una dipendente di Veritas si ustiona e finisce al pronto soccorso. È successo all'impianto di Fusina. Tragedia in Alpago, recuperato in una scarpata il corpo senza vita di un'anziana di 81 anni. Era uscita per una passeggiata ma a casa non aveva più fatto ritorno. Un centinaio di persone in attesa alla motorizzazione civile di Treviso stamattina sotto al sole. Momenti di tensione hanno rischiato di rendere la situazione esplosiva. A 102 anni dalle vicende belliche che impressero una svolta alla Prima Guerra Mondiale, gli arditi sono tornati sul Monte Grappa per celebrare i caduti della battaglia del solstizio. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In primo piano in questa edizione regionale il nuovo appello del governatore Zaia a fare attenzione. Questo soprattutto dopo le immagini di assembramenti nel weekend dal mare alla montagna. L'appello che faccio è quello di rispettare, non di stare a casa. Non sto dicendo che bisogna allontanarsi al di sotto di 200 metri da casa come purtroppo abbiamo dovuto fare. Sto dicendo uscite, fate la vostra vita sociale, di relazione, andate in spiaggia, andate al ristorante, andate al bar, ma con delle regole. Regole che per il governatore restano sempre le stesse e ripetute fino allo sfinimento, soprattutto ai più giovani. Portare la mascherina all'interno, so che voi lo sapete, ma perdonatemi, approfitto anche delle dirette. Portare la mascherina all'interno dei locali e portarla quando ci sono assembramenti. E che si tratti di regole non scontate, lo raccontano le storie di Movida e di assembramenti provenienti da tutto il Veneto, complice anche il primo vero weekend estivo con spiagge prese d'assalto e lunghe code sia verso il mare che la montagna. Siamo preoccupati del fatto che se torna la reinfezione, con questi numeri, con questi assembramenti bisogna andare giù pesanti con le restrizioni perché è inevitabile, no? È vero che siamo in grado di controllarle in maniera migliore, è altrettanto vero che abbiamo farmaci, abbiamo modalità organizzative diverse dal 21 febbraio, però comunque resta il problema. Poi per carità qualcuno dice che questo virus non è più virulento come prima e penso che ormai i clinici a livello nazionale lo stiano confermando tutti. Però sulla pericolosità, insomma, io sarei prudente. E proprio sull'andamento del virus e della sua curva epidemiologica si innesta la forte polemica interna al mondo scientifico veneto con il professor Andrea Crisanti che ha bollato come chiacchiere lo studio diffuso dal numero 1 della microbiologia di Treviso Roberto Rigoli per cui il virus si sta indebolendo. Zaia continua almeno a parole a percorrere la via della neutralità anche se un certo fastidio sembra trapelare. Stavolta il governatore scomoda Aristotele e la sua verifica sperimentale. Andiamo al metodo sperimentale. Uno ha portato una sua posizione sperimentale. Adesso immagino, sto parlando di filosofia e di scienza, adesso io mi auguro che il professor Crisanti, davanti a un enigma che noi tutti abbiamo grande come una casa rispetto alla virulenza o meno del virus, perché il dottor Rigoli ha portato una lettura che è assolutamente innovativa, ci dica che è così oppure no, rispetto ai dati che ha lui, perché ai tamponi e a tutto può farla sta verifica. E a proposito di Crisanti, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologica dell'Università di Padova è stato convocato in procura a Bergamo per un colloquio con i magistrati che si occupano delle inchieste sulle conseguenze del coronavirus nella Bergamasca. Nei giorni scorsi Crisanti era
Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi che Crisanti potesse essere nominato consulente della Procura, che ha aperto numerosi fascicoli, uno sulla mancata zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, l'altra sulla chiusura e la successiva riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano Lombardo. Spero di fare bene anche qui, non so se sarò in grado, è quanto ha detto il virologo entrando attorno a mezzogiorno in procura. Se all'ospedale di Schiavonia avessimo fatto come ad Alzano sarebbe stata una strage, ha commentato riferendosi alla mancata chiusura dell'ospedale Pesenti Fenaroli della cittadina lombarda. Uscendo dal colloquio con i PM, Crisanti ha sottolineato: ho ricevuto 4 quesiti sull'ospedale di Alzano e sulla zona rossa, non sulle RSA. Mi avvarrò della collaborazione di esperti di statistica. Mi sono preso 90 giorni di tempo per consegnare i risultati. E sono state presentate oggi in Regione le nuove linee guida relative alle strutture per anziani. Adesso la preghiera e l'appello che faccio: si apra tutto, ma si apra tutto perché noi abbiamo problemi di ricadute psicologiche non indifferenti. Cioè, poi mettetevi nei panni di un anziano isolato che non è, magari che non ha accesso alle informazioni, non ha gli strumenti, non ha neanche le capacità di avere informazioni, e lui l'unica lettura che ha, questo ospite, è: non vedo più nessuno da mesi. Cioè, c'è il tema dell'abbandono, no? La nuova ordinanza regionale con le linee guida che vanno a sostituire le precedenti, valide da oggi e data da valutare in base all'andamento del quadro epidemiologico, è stata presentata dall'assessore alla sanità Lanzarin. Si riferisce alle case di riposo, ma anche alle strutture di salute mentale, disabili, dipendenze e minori. Novità sugli accessi con alcune distinzioni tra le strutture. Accesso di nuovo ospite in casa di riposo. Se è un ospite che arriva da casa, quindi dall'abitazione, dal domicilio, fa tampone, entra in struttura, deve essere collocato in una stanza singola e quindi isolato dal resto della struttura, dal resto della degenza. Dopo 14 giorni fa il secondo tampone, se negativo entra in maniera normale nella struttura. Accesso da pronto soccorso. Siccome sia per il pronto soccorso sia per eventuali diagnosi o comunque prestazioni specialistiche eccetera, sapete, ci sono dei percorsi destinati, differenziati eccetera, riteniamo che al rientro nella struttura entra normalmente in struttura senza fare nessun tipo di isolamento. Se invece arriva da un'altra struttura sanitaria, viene preso in carico da una intermedia, fa un periodo di isolamento nella struttura e poi entra normalmente. Per quanto riguarda le altre invece, gli ospiti eseguono un tampone, aspettano l'esito e poi entrano normalmente senza isolamento. Le regole invece sono le medesime per quanto riguarda le visite da parte dei familiari. Prevediamo la prenotazione per quanto riguarda le visite, quindi la prenotazione, gli ingressi limitati, quello che diceva il Presidente. Noi indicheremo 2 ingressi, massimo 2 persone per ospite per 30 minuti. Chiediamo alle strutture di fare anche un'analisi nel momento della visita via telefonica, e infatti uno degli allegati è una checklist che possono compilare prima telefonicamente, poi quando arrivano in struttura, che devono compilare nel dire ho avuto questi sintomi, sono stato a contatto con positivo, insomma una checklist di ricognizione rispetto allo stato di salute. Facciamo anche firmare il familiare e il gestore un patto di responsabilità. Prevediamo l'utilizzo della mascherina chirurgica per i familiari e anche per l'ospite, preferendo gli ambienti all'aperto, arieggiati o comunque luoghi dedicati che non siano i luoghi della degenza. Infine, per i servizi semiresidenziali diurni già riaperti, i gruppi si allargano da 5 a 10, con tampone a tutti prima di entrare. Decorso clinico regolare e stabile in ospedale per Alex Zanardi, tenuto in coma farmacologico dopo l'intervento neurochirurgico subito nei giorni scorsi. I medici in queste ore stanno facendo le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico. La prognosi è sempre riservata. Intanto in comune a Noventa, Padovana, stanno preparando uno striscione per sostenere il campione.
Le condizioni di Alex Zanardi restano stabili e questa notizia, più passa il tempo, lascia ben sperare. Il quadro clinico del campione, coinvolto in un gravissimo incidente a Pienza mentre stava affrontando una staffetta di handbike, resta critico dal punto di vista neurologico, mentre le funzioni vitali e i parametri cardiovascolari sono buoni. C'è cauto ottimismo tra i medici, ma non si esclude che ci possano essere ricadute. L'Italia intera è con il fiato sospeso. Zanardi, amatissimo campione paralimpico, nel cuore di tutti. La vita l'aveva già segnato nel 2001 con un terribile incidente costatogli l'amputazione delle gambe, ma la sua forza di volontà l'aveva portato ad intraprendere un nuovo percorso e a diventare un campione di handbike. Intanto la procura di Siena prosegue nelle indagini per chiarire le cause dell'incidente. Molti dubbi sollevati dal pubblico ministero: perché la strada dove correvano gli atleti non era stata chiusa al traffico, perché non c'era un cordone di sicurezza. Nelle prossime ore in procura è stato convocato il super testimone, un ciclista 65enne che stava seguendo il gruppo di Alex Zanardi. Intanto nel registro degli indagati rimane iscritto solo il camionista 44enne per il reato di lesioni colpose gravissime. C'è un sentimento di straordinaria vicinanza da parte dei cittadini di Noventa, questo sì, questo mi sento di ribadirlo con forza. Tutti siamo in assoluta apprensione perché Alex, per quanto poco rispetto ai tantissimi impegni che aveva, era solito anche frequentare le nostre strade per l'impegno di allenamento, ma anche le attività consuete, commerciali, insomma, nel suo piccolo era uno di noi. Metteremo in piazza un bello striscione a ore e questo sarà il nostro essere straordinariamente vicini a lui e alla sua famiglia. E vi ricordo il sondaggio che abbiamo lanciato in queste ore sull'autonomia. L'autonomia arriverà con questo governo? È la domanda che vi stiamo ponendo. Se sì, il numero è quello che vedete, 0422 1626 691. Se no, non pensate che questo governo concederà l'autonomia, 0422 162 6690. Il risultato del sondaggio sarà dato nel corso di Ring questa sera in studio da Nicola Zanetti. Vedete quindi in sovraimpressione i numeri per partecipare a questo sondaggio. Ancora per la cronaca, un razzo da barca è scoppiato tra i rifiuti e una dipendente di Veritas si è ustionata, finendo così al pronto soccorso. È successo all'impianto di Fusina. Ferita e ustionata a un braccio da un razzo da barca gettato tra i rifiuti. Un'operatrice della società Eco Ricicli, controllata da Veritas, è finita al pronto soccorso. Nell'impianto di Fusina stava separando il vetro dalla plastica, quando vicino al suo braccio sinistro è scoppiato un razzo di segnalazione da barca. La donna, riferisce l'azienda, indossava tutte le protezioni individuali e, anche utilizzando strumenti meccanici, stava dividendo la plastica dal vetro. A un certo punto è esploso il razzo che qualche incosciente aveva buttato tra i rifiuti. La lavoratrice è stata soccorsa dai colleghi e accompagnata al pronto soccorso. La politica con il centrodestra compatto che converge sulla riconferma di Zaia in vista delle prossime regionali, un passaggio forse scontato ma che oggi all'avallo dell'ufficialità con una nota congiunta di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e soprattutto portare il buon governo in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra, così per l'appunto Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Convergenza poi sui governatori uscenti, Zaia ma anche Toti per la Liguria. Va detto che ufficialmente Zaia non ha ancora sciolto le proprie riserve. E a proposito di elezioni, si parla sempre più insistentemente della data di un election day a settembre. Abbiamo sentito cosa ne pensano i vicentini. Questione elezioni. Il governo tergiversa, a tutt'oggi manca una data, al suo posto Roma ha dato una finestra temporale entro quale tenerle. L'obiettivo sarebbe l'election day, comuni e regioni, il Veneto è una di queste, che vanno alle urne nello stesso giorno. In mezzo però c'è la questione della riapertura delle scuole, già di per sé critica. Se poi ci si mettono le elezioni con i plessi requisiti per il voto, la vicenda si complica. Per non parlare dei tempi per una campagna elettorale. E allora quando votare? Il governatore del Veneto Luca Zaia spinge sull'acceleratore individuando la data del 20 settembre. Ha ragione Zaia? Io starei con Zaia, che mi fido.
Quindi dici insomma votare il prima possibile? Sì. 20 e 21 di settembre. E quindi d'accordo con Zaia? Per me sì. Se la data di metà settembre sembra piacere ai vicentini, c'è chi avrebbe preferito addirittura prima. Prima possibile. Non per altro, non per far vincere Tizio Caio Sempronio, ma perché è giusto che siano i cittadini a scegliere da chi essere governati. Io farei anche prima, tanto siamo tutti a casa. Cioè, non vedo tante alternative. Ma dicono che c'è un po' un problema con la campagna elettorale. No, ha ragione, va bene, ma allora posticipiamo un altro anno? Posticipiamo i 6 mesi? Bene o male sia noi che altre regioni, come altri comuni, hanno delle giunte decadute e non credo che democraticamente sia una cosa giusta. Che poi si debba interrompere la scuola appena aperta dopo tutti questi mesi, secondo me è una vergogna. Sempre per la cronaca, muore ruzzolando in un burrone a meno di 100 metri dalla sua abitazione. Tragedia in Alpago dove nel primo pomeriggio gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato il corpo senza vita di Anna Blanchini, 81 anni appena compiuti, originaria di Udine e residente nell'abitato di Pieve. L'anziana era uscita per una passeggiata ma a casa non aveva più fatto ritorno. L'allerta al 118 dato dai familiari ha mobilitato le squadre del soccorso alpino che hanno rinvenuto la donna in fondo ad un burrone. La salma è stata recuperata e affidata al carro funebre sul posto. Per i rilievi hanno operato i carabinieri della stazione di Puos. Spaccata questa notte, ancora la cronaca, ai danni dell'autosalone Alpicar di Rossano Veneto, rubata un'auto dal valore di oltre 50.000 euro. Un vero e proprio comando ad agire durante la notte attorno all'1:30 a Rossano Veneto in viale Montegrappa, una spaccata che ha permesso ai malviventi di intrufolarsi all'interno dell'autosalone Alpicar e di rubare una delle auto più prestigiose presenti, un Audi A3 RS3 di 3 mesi di vita. Una delle macchine più preziose che avevo in sede, un Audi A3 RS3 che aveva 3 mesi di vita. Purtroppo una macchina molto particolare che l'hanno adocchiata probabilmente e l'hanno portata via. Mi dispiace di questo perché è una macchina praticamente nuova. Valore di stima 51.000 euro. È una macchina talmente particolare che secondo me è una macchina, un furto che potrebbe essere fatto su commissione. Io ho la videosorveglianza, tant'è che questa notte i carabinieri, che devo fare un applauso perché sono stati qua con 2 o 3 pattuglie e si sono dimostrati veramente di una cortesia eccezionale, posso dire solo questo. Hanno voluto vedere i filmati immediatamente, hanno voluto vedere se c'era l'antifurto che andava. Ed ecco i malviventi in azione, come si mostra il titolare stesso dal filmato delle telecamere interne. I 4 arrivati a bordo di un Alfa con targa rubata, con una mazza rompono il vetro della porta per poi aprire tutta la veranda scorrevole. Scatta l'allarme, ma loro ci mettono meno di 3 minuti a portare via l'auto. È più propenso dire che forse sono persone dall'estero o dall'estero che la portano all'estero, perché una macchina così non passa inosservata e non è facile neanche poterla smerciare qua in Italia. Lo scorso anno lo stesso salone era stata sfondata la vetrina ad est nella notte da un'auto a causa di un incidente. L'uomo aveva danneggiato 3 auto e poi era fuggito. Parliamo adesso di economia con gli stati generali che si sono conclusi ieri a Roma Villa Pamphili. Arriva la bocciatura o quasi degli industriali veneti. A parte gli annunci, secondo me è stato fatto abbastanza poco. Ben venga anche il taglio dell'IVA, vedremo dove e vedremo per quanto. Noi però cerchiamo, come posso dire, manovre che possono ridare fiato all'industria, alle nostre esportazioni. Quindi abbiamo fatto solo pochi passi. È impietoso il giudizio degli industriali veneti. 10 giorni di stati generali non sono bastati per reinventarsi il futuro, parafrasando le parole dello stesso Premier Conte a Villa Pamphili. Bene l'annuncio su IVA e cuneo fiscale, ma all'economia italiana e veneta in particolare serve ben altro: leggi infrastrutture. Parliamo per esempio una cosa abbastanza rapida, dico rapida perché ci sarebbero già i fondi, una ripartenza nelle infrastrutture. Le infrastrutture sono un modo molto rapido, molto veloce per avviare una crescita
virtuose dell'economia, e anche nella nostra regione ce ne sarebbero tanto. La prima che mi viene in mente, visto che anche estate, tempo di mare, la famosa autostrada del mare, ovvero la Treviso Mare. Un grosso aiuto poi potrebbe arrivare dalla pubblica amministrazione, ancora troppo lenta nel saldo delle fatture. Il pagamento della pubblica amministrazione alle imprese grandi e piccole, che molte sono ancora bloccate, ovvero sono con tempi e termini molto lunghi. Come si può in questo periodo ritardare ancora con i pagamenti? Cosa che viene fatta? 90 persone sotto il sole in attesa alla motorizzazione civile di Treviso questa mattina. Momenti di tensione hanno rischiato di rendere la situazione davvero esplosiva e noi abbiamo cercato di parlare con il direttore. A 8:30. Dalle 8:30 di questa mattina? 4 ore, già 4 ore più o meno. Per fare cosa? Per ritirare una patente. Siamo qui sotto il sole senza neanche un minimo di controlli. Non c'era una posizione per ripararsi, io ho 81 anni, va bene, e sono dovuto stare sotto il sole fino alle 11. Un centinaio di persone in coda da stamattina, una coda impossibile da smaltire per una sola persona all'ufficio patenti e una seconda per il resto delle pratiche, ma soprattutto una mole di lavoro enorme da gestire, poiché gli uffici della motorizzazione di Treviso sono aperti solo 2 giorni a settimana. Per telefono normalmente non rispondono, c'è il numero però non rispondono. È già la seconda volta che vengo, arrivo da Monfumo che insomma non è qua dietro e mi trovo che sono venuto per niente e mi ha detto che me ne posso andare a casa. Alle 11 del mattino la guardia giurata, vedendo la situazione arrivare al limite e dopo alcuni momenti di tensione, ha aperto le porte e fatto entrare chi era rimasto in coda almeno dentro gli uffici al riparo dal sole. Non è arrivato nessuno fuori a calmare le acque, perché prima c'è stato un momento di tensione, sì. Questo 2 ore fa. Adesso probabilmente la gente si è stancata, un po' è andata via e quelli che sono rimasti si sono rassegnati. Abbiamo raggiunto telefonicamente il responsabile della sede trevigiana della motorizzazione, l'ingegner Matarazzo, che ha spiegato come le linee guida ministeriali causa Covid impongano di limitare il servizio, una persona per reparto, una per stanza, e che contemporaneamente proprio per questo tutte le scadenze sono state posticipate di 7 mesi. Sempre per circolare, l'80% del personale è a casa in lavoro agile oppure in smaltimento obbligatorio delle ferie. E così gli uffici sono aperti solo 2 giorni per il pubblico, 2 su appuntamento e 2 per agenzie e scuole guida. I centralinisti lavorano con orario ridotto ed ecco perché il sistema è andato in tilt. Dalla motorizzazione trevigiana fanno sapere che il sito è stato rinnovato e tutte le pratiche sono scaricabili online senza bisogno di recarsi in sede. Insomma, salvo nuove direttive, conviene armarsi di pazienza oppure interrogare prima il sito web, magari facendosi aiutare, perché molte risposte si trovano lì. A 102 anni dalle vicende belliche che segnarono una svolta nella Prima Guerra Mondiale, gli Arditi sono tornati sul Monte Grappa per celebrare i caduti della battaglia del Solstizio. A 102 anni dalle battaglie che segnarono una svolta nella Prima Guerra Mondiale, gli Arditi tornano sul Monte Grappa per ricordare la battaglia del Solstizio. Nel fine settimana la Federazione Nazionale Arditi d'Italia e l'Associazione Incursori dell'Esercito, accompagnati da autorità civili e militari, hanno dato vita a 2 giorni di commemorazioni e celebrazioni. Sabato la cerimonia si è svolta sul Col Moschin, teatro di una storica sortita del 9° reparto degli Arditi, mentre domenica gli onori ai caduti sono stati tributati sul Col della Berretta e sul Monte Asolone, di fronte ai cippi dedicati alla memoria delle medaglie d'oro al valor militare e a chi ha donato la propria vita in quei giorni. Vi ricordo in ultima battuta l'appuntamento di questa sera in prima serata con Ring, in studio con Nicola Zanetti, Giacomo Possamai del Partito Democratico e Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, in collegamento Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto e deputato, Gianangelo Boff, commissario della Lega di Treviso. Si parlerà di autonomia, emergenza Covid, elezioni regionali. Questa sera a Ring con Nicola Zanetti, con i risultati del sondaggio che abbiamo lanciato in questi giorni sull'autonomia. È davvero tutto anche per questa edizione regionale, adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento. Bentrovati al meteo.
Anticiclone delle Azzorre sempre più potente, dunque bel tempo e clima caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 23 giugno. Sul Veneto condizioni di stabilità atmosferica, l'alta pressione infatti garantisce un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà, vedete, sereno e sgombro da nubi, al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature in aumento, minime fino a 20 gradi, valori massimi invece con punte di 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole dappertutto, su tutte le province il cielo si presenterà terso e limpido. Temperature minime tra i 18 e i 20 gradi, massime tra i 28 e i 30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, tanto sole su tutti i settori, cielo al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 16 gradi, massime intorno ai 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.